Mercoledì 28 dicembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche da chi ci sta guardando attraverso Facebook, attraverso YouTube, la pagina e il canale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso la notizia messa a piena pagina è la seguente: decine di milioni antispopolamento. Dai fondi di confine ne stanno arrivando 42 per finanziare 22 progetti concentrati su sanità digitale e piste ciclabili. C'è anche un laboratorio a cielo aperto per testare nuove tecnologie sportive. Il presidente della provincia Roberto Padrin, una importante mole di risorse. Recepita ieri dalla provincia l'ultima tranche della progettazione strategica d'area vasta del Fondo Comuni Confinanti, varata dai comuni di prima e seconda fascia. Si tratta di 22 progetti che raccolgono le indicazioni dei sindaci e le idee progettuali dei territori di confine e rientrano nel terzo stralcio della programmazione 2019-2024 per un investimento complessivo di 42.369.351 euro. La mole di risorse di questo terzo stralcio è davvero importante, commenta il presidente Padrin, che inquadra i progetti come misure antispopolamento. Ad oggi la programmazione 2019-2024 ha portato ben 190 milioni di euro. Turismo: il settore cresce ma non si trovano cuochi e camerieri, il mercato del lavoro appare meno peggio del previsto, così Pozza di Unioncamere commenta l'andamento occupazionale. In provincia il settembre trainante resta il turismo, dove però il settore trainante, resta il turismo, però si fanno i conti con cuochi e camerieri introvabili. Fatto di cronaca finisce con il bob contro un albero, bimbo in ospedale. Ieri vicino al parco giochi del Nevegal il piccolo portato via con l'elicottero. Feltre: i ladri tagliano una cassaforte a Sant'Anna. Ladri in azione a Feltre, visitata una casa in località Sant'Anna a Feltre, tagliata la cassaforte con una mola a disco e rubato del denaro. Longarone: ci sono 400 milioni ma bisogna accelerare. Varianti di Longarone: ieri il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ha approvato il progetto finanziandolo con quasi 400 milioni di euro, 396 per l'esattezza, costi che sono lievitati visto il caro materie prime. Feltre: Croce Rossa, i volontari salgono a 150 e a gennaio partono i nuovi corsi. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Belluno capoluogo, a Damiano l'assessore protetti gli operatori del centro. L'assessore comunale alla sicurezza Raffaele a Damiano mette in archivio un anno che sotto il profilo dell'ordine pubblico è stato caratterizzato negli ultimi mesi dalla protezione dei commercianti del centro per la condotta di alcuni giovani. Feltre: la Fusaro, in questo caso la prima cittadina del comune di Feltre, decoro urbano e università. Decoro urbano e manutenzione del territorio, ma anche studio approfondito delle carte e di tutta la documentazione che riguarda il comune di Feltre. Attenzione all'ospedale e all'istruzione universitaria. Sono queste alcune delle attività che l'amministrazione Fusaro ha portato avanti nel corso del 2022. La foto di copertina invece ci porta ad Alleghe. Alleghe ha una cabinovia futurista, la nuova stazione di partenza dell'Ovovia Alleghe, Piani di Pezzè, è stata inaugurata ieri, un'opera avveniristica realizzata con le più moderne tecnologie che rende più agevole l'arrivo sulle piste da sci del comprensorio. In questo scatto vediamo appunto il taglio del nastro. Sport: calcio Dolomiti, settore giovanile come serbatoio della prima squadra, decolla il progetto. Sci alpino: parte il circuito Net Insurance, il primo verdetto premia Drouchet. E ancora all'evento Panatta: il tennis che fu a una montagna di libri. L'ex campione allenatore della nazionale di tennis sarà ospite domani. Oggi pomeriggio intanto Bruno Vespa presenterà il suo libro. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In primo piano una tragedia che ci porta in Veneto. Siamo in provincia di Padova. Madre e padre massacrati in casa, lei morta, lui grave, fermata una figlia. Per quanto riguarda invece la provincia di Belluno, notizia in primo piano: aziende e territorio, manca forza lavoro, lo spopolamento mina il futuro. Padrin, presidente della provincia: a rischio la tenuta delle imprese, servono politiche abitative. Confindustria sollecita servizi e formazione per attrarre lavoratori.
Sanità bellunese, nuove pandemie col piano Panflu, l'USL numero 1 Dolomiti è pronta a reagire. L'USL numero 1 Dolomiti ha il suo piano per contrastare le emergenze pandemiche, si tratta del piano denominato Panflu. Fondi di confine, ultima tranche dell'area vasta, 22 progetti per 43 milioni di euro. Santa Giustina, Wustel al veleno in un campo, Cagnetta salvata e area bonificata. Cagnetta salvata dopo aver ingerito un boccone avvelenato e un'area bonificata dai carabinieri, allarme a Santa Giustina. La notizia di spalle ci porta invece a Hamas, striscioni e palloncini in cielo per l'addio a Mauro Dedea. Tantissima gente ai funerali di Mauro Dedea, il trentenne operaio morto nello schianto dell'antivigilia di Natale. Ai fant di Sospirolo pieni la chiesa in legno e pietra di Mas di Sidico e il sagrato esterno. Gli amici gli hanno dedicato uno striscione con la scritta "Ciao Bomber, sempre con noi". Sport, volley a 3, Savasta Bacchetta Radaroldi in crisi, squadra da Serie C. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno. Come sempre, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, politica, i nodi del governo, l'agonia della sanità. Liste di attesa fino a 2 anni, 8.000 medici in fuga, fondi sotto la media UE, così il servizio pubblico esclude i più deboli, 5,6 milioni rinunciano alle cure. Dal 2019 ad oggi la spesa a carico degli assistiti è passata da 34 a 37 miliardi. Attraverso questo grafico avrete modo di vedere la situazione italiana durante la pandemia: 100 milioni di visite saltate, 1,7 milioni di ricoveri in meno, 71% degli assistiti ha atteso oltre i limiti della normativa, 53% per interventi ed esami, 51% per visite di controllo. Chi rinuncia alle cure, dati in milioni, nel 2019 erano 3,1 persone, siamo arrivati nel 2021 a 5,6 milioni. Il futuro dei camici bianchi, in pensione 41.000 medici di famiglia ospedalieri entro il 2027, 8.000 si sono licenziati tra il 2019 e il 2021, contratti di specializzazione 2022 non assegnati sono i seguenti: microbiologia e biologia 86%, medicina di comunità 78%, medicina d'urgenza 61%. Ma la situazione in Europa qual è? La spesa sanitaria pro capite in Europa è la seguente: la media è di 3.159 euro, l'Italia si posiziona a 2.609 euro, la Svizzera a 4.937, l'ultimo è l'Albania con 473 euro. Avrete modo comunque di trovare tutti i dati approfonditi a pagina 2. Pagina 3, dall'oncologia all'emergenza, ecco tutte le promesse tradite, ulteriore approfondimento del Corriere delle Alpi in merito alla difficile situazione che sta vivendo la sanità pubblica ovviamente in Italia, legge di bilancio, via i fondi extra per le cure dei malati di cancro, le indennità di personale, il ministro Schillaci, in manovra a 4,2 miliardi in più, ma regioni e sindacati non ci stanno. Sempre per quanto riguarda la politica, nomine il ribaltone, in scadenza più di 70 incarichi tra partecipati ai ministeri. Meloni conferma solo Descalzi a Deni, via Storace da Enel, Cingolani verso Leonardo, Delfante in poll per Cassa Depositi Prestiti. Tutti i nomi li troverete in questa pagina, ma continuiamo invece con le pagine di attualità. Lo scontro politico, la Russia celebra l'MSI, è polemica, la comunità ebraica nostalgico, ma continuiamo con i fatti internazionali che coinvolgono anche il nostro paese. Rientro in porto per ogni salvataggio, stretta del governo sulle ONG e ora le navi rischiano il sequestro. Il decreto Piantedosi limita il raggio di azione delle navi, divieto di ingresso a chi non sbarca al primo soccorso. Il Viminale, misure deterrenti. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri discuterà dei provvedimenti in programma. Il ricatto di Putin col petrolio, Meloni chiama Zelensky: al tuo fianco, vieni a Roma, stop alle esportazioni ai paesi che impongono un tetto al prezzo del greggio. E continuiamo con le notizie che riguardano il Veneto, siamo a pagina 10, io sono contrario a ogni vincolo, gli assessori devono poter restare. Luca De Carlo, parlamentare e segretario regionale di Fratelli d'Italia, Donazzana è lì da 20 anni, è brava e competente. Ma continuiamo con la politica regionale, Conte avanti insieme, il sindaco di Treviso apre la campagna per il secondo mandato. Pagina 12, ecco la tragedia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, siamo nel padovano
madre uccisa, padre massacrato, fermata nella notte la figlia maggiorenne. In cura al centro di salute mentale, colpiti con ferocia alla testa, lui è grave. La macabra scena scoperta dall'altra figlia. Il luogo del delitto, siamo a San Martino di Lupari, paese sconvolto. A sinistra Diletta Miatello, 51 anni, sopra la madre Mariangela Sarto, 84 anni. A destra il pubblico ministero Marco Brusegani, intervenuto ieri a San Martino di Lupari. Nella foto grande i rilievi dell'Arma dei Carabinieri nell'abitazione dei coniugi Miatello. San Martino di Lupari è un paese ora sconvolto dalla tragedia. Lei 81 anni, lui 89. Le parole dell'uomo: a ridurmi così è stata Diletta. La tragedia tra l'alba e le 13, Mariangela Sarto, 84 anni, viene uccisa nella sua camera da letto. Il marito Giorgio Miatello viene ferito gravemente in salotto. La figlia Chiara Miatello scopre la scena dell'aggressione e allerta i soccorsi alle ore 13. Alle ore 13:30 i carabinieri si mettono sulle tracce di Diletta Miatello, figlia di Mariangela e Giorgio, che vive nella casa attigua ma è irreperibile. Manca anche la sua Fiat Panda. Sempre alle 13:30 Diletta Miatello chiede una camera all'hotel Cubarnia di Romano Dezzelino, poi va in paese a comprare dei generi alimentari. Alle 15:30 i carabinieri intercettano Diletta Miatello in hotel. La donna viene accompagnata nella stazione dell'Arma di Cittadella, dove è interrogata dal PM Marco Brusegan. Diletta fugge in auto nel Bassanese, una stanza in hotel, poi la spesa. La donna è accusata di omicidio volontario e tentato omicidio. Ex vigilessa, aveva lavorato ad Asolo. L'albergatore era calma, dopo essere scesa dalla camera ha comprato dei viveri. La Fiat Panda rossa con cui era in fuga è stata registrata da alcuni varchi. Passiamo adesso alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 16, economia, manodopera introvabile, emergenza, lo spopolamento mina il futuro. Il presidente Padrin: a rischio la tenuta delle nostre imprese, lavoriamo per attirare nuovo personale anche con politiche abitative. Manca la forza lavoro, l'allarme lanciato dal segretario provinciale della CISL è chiaro: da qui al 2030 la provincia di Belluno perderà qualcosa come 9.000 lavoratori, colpa soprattutto di una situazione demografica sempre più preoccupante, ma anche di altri fattori che rendono la provincia di Belluno poco attrattiva: mancanza di servizi, infrastrutture fatiscenti, carenza di alloggi. A rischio c'è la tenuta sociale del territorio, che paga a caro prezzo la costante diminuzione della popolazione in età lavorativa, vale a dire dai 15 ai 64 anni. Imprese, ma anche ristoranti, alberghi e case di riposo sono in grave difficoltà perché senza dipendenti. Confindustria invoca case, servizi, formazione, serve una provincia sempre più attrattiva. Per la presidente Lorraine Berton sarà decisivo il lavoro di squadra, necessarie iniziative mirate ma con una strategia complessiva. L'esempio: Dolomiti Bus va in Sicilia per reclutare nuovi autisti. Dolomiti Bus tenta la strada della Sicilia per recuperare autisti dopo lo scarso successo dell'Academy, la scuola di formazione per autisti pensata dalla società di trasporto che paga il corso agli aspiranti conducenti, permettendo loro di acquistare la costosa patente. E a proposito di fondi di comuni di confine, turismo, scuola, lavoro e una nuova RSA, 43 milioni per combattere lo spopolamento. La provincia recepisce l'ultima tranche della programmazione strategica. Padrin: affrontiamo le esigenze del territorio. Questi i progetti strategici che interessano Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia, Roccapietore, Agordo, Voltago, Sospirolo, Primiero, Valsugana, Fonzaso Arsie, Feltre Fonzaso, ancora Feltre, San Gregoro nelle Alpi, San Niccolò di Comelico e Comelico Superiore. E troverete anche tutti i progetti che sono stati presentati e che ovviamente riceveranno il sostegno economico dai fondi di confine. Sanità, l'USL ha approvato il piano Panflu nuove pandemie, noi siamo pronti. Nel documento si riportano le azioni da adottare in caso di epidemie mondiali da virus influenzali e respiratori. Passiamo a pagina 20, il Manin, progetto pilota per sistemare i Deor, riapertura a gennaio. Nel 2023 il Comune vuole avere le linee guida per i plateatici, l'assessore Gamba: ci confronteremo anche con i gestori dei locali. Pari opportunità, blitz tentato per la nomina del presidente, ma aspetta l'opposizione. Maria Teresa Cassola rivela quanto accaduto in commissione. PD, IPB e valore comune, mancano trasparenza e rispetto dei ruoli. E a proposito del Nevegal, la provincia darà i 200.000 euro promessi al Nevegal, confermato il cofinanziamento al contributo della regione, approvati gli atti di gara, sono stati inviati a Vicenza per la pubblicazione del bando. Pagina 21, Elisa, imprenditrice nel nome di papà Roberto, lui è il mio orgoglio, seguirò la sua strada. Il nuovo centro estetico sarà inaugurato il 14 gennaio in via San Pietro, aiuterò anche chi ha perso sopracciglia per malattie o cure invasive.
Notizia di spalle la notte di San Silvestro per la festa in Nevegal, posti quasi esauriti sul pullman della Dolomiti Bus. E continuiamo con le notizie che riguardano Feltre e prospettive per il 2023, laurea magistrale per infermieri, Fusaro, trattative avviate con Padova. Intanto il numero di posti del corso crescerà da 100 a 135, progettazione unica per gli ospedali di Feltre e Belluno. Siamo a pagina 23, Sovramonte, doppio intervento a Sorriva per sistemare la viabilità, 1 milione destinato all'allargamento della strettoia e a sistemare una voragine. Il sindaco Dalla Torre, Veneto Strade, farà da capofila, la cosa ci rassicura. Apprezzato insegnante e persona di cultura, la città piange Gigi Filippi, amava Feltre con tutto il patrimonio culturale. Innamorato della città che aveva scelto per insegnare perché la considerava una culla della cultura, anche se lui la passione per l'insegnamento l'ha sviluppata nell'educazione fisica, nelle ore di ginnastica come si diceva un tempo. I feltrini che hanno avuto la fortuna di conoscerlo dentro o fuori l'ambiente scolastico piangono la scomparsa di Luigi Filippi, che tutti chiamavano Gigi. Quero Vas, in arrivo nelle abitazioni le tessere magnetiche del secco indifferenziato e rimaniamo nel Feltrino, a Santa Giustina, bocconi avvelenati in zona cartiera, cagnetta salvata e area bonificata. I Wustel contenenti del lumachicida individuati dai carabinieri forestali grazie all'unità cinofila Nix. Si è salvata per miracolo dopo aver ingerito un boccone confezionato con una sostanza tossica, la cagnetta Chemi, ma nella località fra prati e boschi nei pressi della cartiera, dove i padroni portano gli animali in passeggiata, frequentata anche da nonni e bambini, è già stato fatto un sopralluogo da parte dei carabinieri forestali dell'unità cinofila Nix e le prove sono saltate fuori. Al momento c'è la denuncia d'ufficio di chi ha fatto sopralluoghi e bonifica asportando tutti i bocconi ritrovati. Cesio Maggiore, la protesta di Acquini sul caso Erostrato, sentenza arbitraria. Sentenza arbitraria 6 mesi dopo il pronunciamento del Tribunale di Belluno, che ha condannato lui e il padre Nemesio a 5 anni e 6 mesi di reclusione per il caso Erostrato. Samuele Acquini affida il suo commento al proprio profilo Facebook. Non interviene spesso e deve averci pensato parecchio. Ancora da Santa Giustina, in palestra 2 serate con cinema e musica, Quero Vas prende a pugni il vicino rompendogli la dentiera, una donna in tribunale. Pagina 25, commosso addio a Mauro tra striscioni e palloncini, tantissima gente ieri pomeriggio ai funerali di Dedea nella chiesa di Mas di Sedico. Gli amici gli hanno dedicato anche il testo di Canzone per un'amica di Francesco Guccini. Toccanti messaggi da parte dei nipoti Nicolas e Alessio e dei datori di lavoro, e alcuni scatti appunto del momento dell'ultimo saluto al giovane Mauro Dedea, venuto a mancare a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Borgo Valbelluna, pronto il campo coperto al Parco Lotto di Trichiana, Sedico, schianto alla Stanca con 2 donne ferite. Schianto frontale alla Stanca, il bilancio di 3 turisti feriti e trasportati a San Martino di Belluno non sarebbero gravi. Code chilometriche sulla regionale 203 a Gordina in entrambe le direzioni e tempi di attesa notevoli. Pagina 26, una terrazza rinnovata e doni dal volontariato. Longarone si mobilita per la sua casa di riposo. Giornate dense di iniziative per gli anziani del centro servizi Barzan. Lo spazio esterno ristrutturato da Comune e Fondazione Cari Verona. Passiamo ad Alleghe, piani di Pezzè si rifà al look guardando verso il Giao e Cortina. Inaugurata la facciata ad alta tecnologia della stazione. L'assessore regionale Caner, il collegamento è fondamentale. Agordo, musica per l'ospedale con i 3 fratelli Bosio. Canale d'Agordo, inediti di Valerio da Posso in un volume. Ancora Agordo, il comune rende più moderna l'infrastruttura informatica. Passiamo a Cortina con pagina 28, impegno nello studio, 88 giovani ampezzani premiati in municipio. Il comune ha investito 31.000 euro per sostenere gli studenti, il sindaco Gianluca Lorenzi. Siamo orgogliosi di questi ragazzi. Auronzo, un venerdì in rosa per salutare l'anno nel segno del Giro. A Rifugio Auronzo la presentazione del logo di tappa, poi la fiaccolata sulle piste dell'Agudo e il punto sugli eventi. Sappada rischia ipotermia per tirar fuori il cane dal lago ghiacciato. Il cane cade nel lago ghiacciato e il padrone, nel tentativo di aiutarlo, si trova a sua volta in difficoltà. Un turista di Firenze del 65 è stato soccorso nel primo pomeriggio di ieri dal personale della stazione di Sappada del soccorso alpino. Cultura e società, lascio il palcoscenico, la musica rimane, il mio non è un addio ma un'evoluzione. La grande pianista veneta Campaner tiene questa sera a Taormina il suo ultimo concerto e prepara un futuro da performing coach.
Pagina 31 dicembre, Elisa porta l'anno nuovo, concerto a Jesolo e brindisi con il pubblico. A Pieve di Soligo invece Laudi medievali e musica contemporanea, dialogo con la Reverdi. Per quanto riguarda la rubrica culturale di Belluno, l'Orchestra Sinfonica delle Alpi per il concerto di Capodanno, lunedì al Teatro Comunale, presentato l'evento con il maestro Cassetta e i responsabili del Liceo Rainier, 3 giovani talenti dell'indirizzo musicale saranno i solisti d'eccezione. A Auronzo, ambientato a Misurina, il thriller di Alberto Cirelli, stasera la presentazione. E ancora musica, un concerto sinfonico a Falcade in ricordo dell'artista Dante Moro. Domani alle 21 nella chiesa parrocchiale torna un appuntamento tradizionale, protagonista Beethoven con il suo primo concerto al pianoforte Silvia Tessari. E ancora dalla cultura, fotografia, montagna al femminile, iscrizioni aperte per il concorso del CAI. Sport, la rabbia di Renzo Savasta, altro che playoff, la Darold sembrava una squadra di Serie C. Il dirigente va giù duro dopo la sconfitta con il San Donà, in troppi si stanno dimostrando non adatti a questa categoria. Hockey Alps League, Cortina viaggia a Bregenzwald, Lacedelli, match fondamentale. Sempre per quanto riguarda l'hockey, gli ottavi di Coppa Italia, Alleghe e Feltrinelli pescano Fiemme e Appiano. Calcio di Serie D, Mister Zannin sbotta, migliorare nel gioco, la nostra classifica non è certo tranquilla. E ancora calcio di eccellenza, l'ex Limana Cavarzano, Galli, la scelta a Castelfidardo, volevo tornare a vivere di calcio. Scialpino e trofeo Net Insurance, GP allievi e ragazzi della prima tappa al Drusché. Nel gigante sulla Lacedelli, i successi di Vittoria Pais Bianco, Ascanio Simoni, Giulia Alverà e Andrea Stipkovic. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. In pianura e sulle prealpi in prevalenza nuvoloso, molto nuvoloso con foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, sulle Dolomiti da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni al mattino assenti, nel corso del pomeriggio qualche sporadica e debole pioggia su costa e pianura limitrofa, possibili anche nell'entroterra a fine giornata. In montagna non si esclude in serata qualche fiocco intorno ai 1200-1500 metri sulle prealpi, a 1000-1200 metri sulle Dolomiti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.